Terzo turno della Serie A1. Igor giù, la conclusione di Igor, il gol subito. Igor, lo scambio con Murillo, il suo diagonale precisissimo nell'angolo lontano dove Moretti non è potuto arrivare. Murillo prova la conclusione da lontano, si distende Moretti. Garcia tagliato alla parte opposta, mezzo per Rever Cortés, la buona conclusione di Rever Cortés, ancora Rever Cortés. Costa libero da una parte, la palla invece dall'alto chiuso per la conclusione di Garcia che colpisce la faccia del palo. Primo a arrivare sul pallone Costa, non riesce però a partire per la conclusione di Igor. Si fa vedere beccato da Rever Cortés, c'era un buon pallone era filtrato in mezzo. Mustafa cerca, anzi Garcia cerca spazio e c'è il gol dell'Italian Coffee, autorete di Bertoni su questo pallone basso violento messo in mezzo da De Garcia. Colaziano vincendo nettamente Vitale, aveva una buona occasione, respinta di Pietrangelo, arriva Costa e ribadisce in rete il gol del 2-1. C'era probabilmente anche fallo su Vitale, l'arbitro opportunamente ha lasciato andare. Contropiede 2 contro 1, Alba va sul fondo, la mette in mezzo per Dudu Costa. Primo a arrivare Del Pizzo che la mette ancora in mezzo per De Garcia che fallisce ancora una grossa occasione, era tutto libero. Sta tutto libero Dudu Costa che punta il portiere e la fa terminare l'ata. E siamo pronti per il secondo tempo di Italian Coffee Kame Dosson. Perde palla su Japa, la palla in mezzo per Igor che ha un'occasione colossale. 3 contro 1, De Costa per Vitale in mezzo. Fischia Malfer la battuta di Rever Cortés, il gol del 3-1 per Italian Coffee. Japa si accentra, c'ha un po' di spazio, carica la conclusione che è velenosa e radente. Di piede allunga Moretti e mette in fallo laterale. Da ottima posizione non riesce a dare l'angolatura ed è il gol di Alba che punisce questa clamorosa incertezza. Si cambia fronte, sempre Murillo. Prova a darla in verticale per Japa, la mette in mezzo, la conclusione e arriva il gol di Ugherani, 4-2. Preferisce darla giù per Del Pizzo, il suo tocco di Del Pizzo, il gol! E il gol di Del Pizzo che dalla propria area mette dentro il 5-2. Italian Coffee vince dunque 5-2 in questa terza giornata.